Allora, buonasera a tutte e tutti. Grazie per esservi collegati a questo secondo appuntamento del ciclo di seminari Epistemologia dell'indipendentismo. Oggi, l'ultima volta abbiamo fatto un incontro di un margine un po' ampio, abbiamo cercato di dare un'idea di che cosa fosse oggi l'indipendentismo e qual è una prospettiva di azione che si unisce alla ricerca. Oggi il focus invece sarà specifico sulla cultura, uno dei 3 ambiti che abbiamo identificato insieme all'ambiente è ambiente e cultura. E Maria Luisa, perdonami, vienimi in aiuto. Turismo, perdonami, turismo e economia, un attimo, scusate il lapsus, però ne approfitto per ringraziare Maria Luisa Mura che ha avuto lei quest'idea dei seminari di epistemologia dell'indipendentismo. Come ANS siamo stati felici di questa sua proposta e insomma ci stiamo lavorando assieme. Maria Luisa, oltre che una cara amica, una dottoranda, sta terminando il dottorato all'Università di Marsiglia, si occupa di paesaggio letterario, di geografia del paesaggio letterario, e niente, siamo qui grazie a questa sua proposta. 2 parole su ANS, brevissimamente. ANS è l'Assemblea Nazionale Sarda, lavora sui territori, lavora tramite le sue assemblee territoriali di Oristano, Sassari, Cagliari, Mandrorisai, Dorgali, Nuoro e Oristano, e poi organizza gli eventi nazionali. A breve ci sarà quello del 28 aprile, a cui parteciperemo dovrebbero essere in 2 località, ma ancora non dico niente. Sicuramente c'è quello di Cagliari, adesso forse ci sarà qualche novità anche su Sassari. A ottobre invece ci sarà l'appuntamento con Faulas, il festival che vuole rompere i luoghi comuni sulla Sardegna e sui sardi. Lascio la parola a Maria Luisa Mura, ma prima vorrei ringraziare Ambra Floris, Alessandro Mirai e Mauro Piredda, perché stasera abbiamo deciso di parlare con loro di questo tema. Loro sono tutte delle persone che lavorano, che fanno ricerca appunto e azione nell'ambito della cultura. Io vi ringrazio tantissimo anche a nome di ANS per il tempo che ci avete dedicato e che ci dedicate stasera. Faccio un invito ovviamente sia ai relatori sia a chi interverrà più tardi. Sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi lingua di Sardegna riteniate opportuno. Io per adesso utilizzerò l'italiano per mia semplicità, ma fate voi a vostra scelta. Prego Maria Luisa. Allora, buongiorno a tutti e tutti, grazie Paolo per questa presentazione e per aver introdotto, appunto, aperto questa seconda giornata del seminario, del corso di formazione, anzi, Epistemologia dell'indipendentismo, che come il sottotitolo suggerisce vuole essere appunto una guida pratica per azioni e narrazioni locali. Prima di lasciare la parola ai 3 ospiti, che ringrazio anch'io tantissimo per aver accolto l'invito e per essere qua oggi, e insomma sono curiosa di vedere cosa ne uscirà fuori, faccio un attimino un'introduzione a questo progetto e anche introducendovi anche a quello che è emerso l'altra volta e perché abbiamo scelto oggi per la cultura di lavorare sul concetto di margine. Allora, epistemologia dell'indipendentismo nasce da un'idea appunto dialogata con Paolo Dascani a Bologna in un bar, e da un'idea in realtà molto semplice che vorrebbe essere poi anche la proposta che facciamo di dialogare appunto anche se online appunto attorno a questo concetto, perché ci siamo resi conto che in effetti è una parola che tutti noi conosciamo, effettivamente non riusciamo tanto bene né a declinarla né poi a darne una coscienza effettiva negli usi che ne facciamo nel quotidiano e in quello che può questo concetto implicare, quasi come appunto se fosse una parola che risiede in un passato musealizzato o meno, o a volte anche proprio nascosto, e che non si possa appunto identificare un uso possibile di questo concetto nelle nostre azioni e narrazioni locali. L'idea di lavorare sulla binomio azione e narrazione chiaramente
deriva un po' da quella che è la mia disciplina di ricerca, anche un po' il mio metodo, ma credo che appunto in questo caso specifico appunto dell'epistemologia, dell'indipendentismo sardo sia abbastanza funzionale. E qua mi riallaccio un po' a quello che, cioè uno dei due metodi che abbiamo voluto usare, che ho scelto appunto di identificare per lavorare su questo seminario, e in secondo luogo appunto a quello che è un po' emerso all'incontro della scorsa volta. Per quel che riguarda il metodo del seminario, in realtà è un metodo doppio. Da un lato l'idea appunto di ridare una dignità scientifica a un discorso che molto spesso non ce l'ha più, e dare una dignità scientifica in una prospettiva che è sia dialogica che appunto di ricercazione. La ricercazione è una postura di ricerca particolarmente impiegata nella sociologia, che appunto va a provare a sperimentare continuamente dei metodi e delle pratiche nuove sul campo appunto di discipline diverse e di appunto teorie scientifiche della loro applicabilità. Ci sembrava dunque che appunto la ricercazione dovesse per forza essere il campo su cui muoverci per ragionare su cosa si può, come si può agire e cosa si può narrare in Sardegna. L'altra prospettiva d'azione è quella narrativa. Quella narrativa, e qua siamo appunto nell'ambito della geografia umana, perché appunto per un sillogismo semplice, se ogni luogo è composto da narrazioni, quali sono quelle in cui oggi ci riconosciamo? Quali sono quelle che oggi vogliamo decostruire, ma anche ricostruire appunto per portare a galla dei nuovi significati e delle nuove consapevolezze anche dei luoghi in cui vogliamo e vorremmo abitare. E qua mi ricollego appunto, come vi accennavo, a quello che è emerso la scorsa volta. Allora, la scorsa volta appunto abbiamo scelto con Paolo di fare un incontro introduttivo al tema. Il titolo era appunto lo stato attuale dell'indipendentismo oggi, e hanno parlato con noi, sono stati i nostri ospiti Carlo Pala e Rossana Copez. La combo era appunto nazione e narrazione, nell'idea appunto di ragionare, come già vi accennavo, su quali sono i dialoghi possibili tra questi due concetti. È emerso molto da quanto esposto dai due relatori, che appunto non so se avete seguito, se non avete seguito appunto è disponibile il link all'evento. È emersa molto la nozione di margine in una prospettiva che cerco un po' di riassumervi e che secondo me è molto funzionale poi per andare a capire anche il fil rouge dell'incontro di oggi, perché da un lato Carlo Pala, politologo, ha ragionato sull'indipendentismo come dinamizzazione di un'idea di confine, laddove la nazione stessa si compone di tante parcellizzazioni, di tanti frammenti che effettivamente possono appunto incontrarsi e scontrarsi appunto nell'affermazione di un'identità plurale. Dall'altro, e qua appunto è intervenuta Rossana Copez, è emersa tanto la necessità di lavorare e ragionare al lato della storia. Questa espressione, che a me è tanto cara anche per le mie personali ricerche, è un'espressione di Thomas Berger, che fu uno scrittore ma anche critico letterario statunitense, che sostiene a un certo punto negli anni 70 quanto e come sia importante ragionare su tutto quello che resta a lato della storia, quindi non muoversi più in una prospettiva di sequenza, di intrigo sequenziale, ma di prospettiva laterale, laddove appunto a lato stanno tutti, come li ha chiamati Rossana Copez, i silenzi della storia. E da lì appunto il discorso che appunto faceva Rossana Copez, scrittrice e ricercatrice, che si muove oggi nel suo operato per far riemergere tutto quello che è stato accantonato dalla storia ufficiale e che può oggi essere appunto riutilizzato per appassionare e appunto ridarci una possibilità di appassionarci a una narrazione appunto nuova e nostra. E in questo senso che quindi oggi ho invitato Ambra Floris, Alessandro Mirai e Mauro Piredda per discutere di questa idea di margine da una prospettiva che vuole essere dinamica, da una prospettiva che vuole essere dialogica, da una prospettiva che appunto vuole essere laterale. E abbiamo pensato appunto con Paolo di strutturare questo incontro come se fosse una sorta di podcast. Quello che succederà appunto nella prossima ora è che noi porremo 2 semplici domande ai relatori e li invitiamo appunto a rispondere a queste domande in maniera molto libera e in una decina di minuti ciascuno, per appunto vedere un po' come pratiche diverse, abbiamo il campo del teatro, il campo della musica, il campo della fotografia e della documentaristica, possono avvicendarsi e possono appunto incontrarsi o meno appunto nell'ambito, appunto in questa percezione marginale. Quindi prima di lasciare la parola ai relatori, che ringrazio di nuovo, li presento velocemente.
per capire appunto chi sono e perché avevamo scelto che fossero oggi qua con noi, insomma tutto questo. Allora inizio con Ambra Floris, va in ordine alfabetico. Allora, Ambra Floris lavora nell'ambito della cultura e dello spettacolo dal vivo, si è formata in antropologia culturale appunto nella penisola e all'estero e ha scelto poi di tornare in Sardegna per contribuire effettivamente a un cambiamento culturale. Dal 2013 lavora come progettista, come organizzatrice e come responsabile della comunicazione per varie organizzazioni sarde in festival ed eventi teatrali, musicali, cinematografici e letterari ed è referente territoriale di Paoli Latino per il TRIC, Teatro di Sardegna. Cito la presentazione che vi ha mandato Ambra, ma perché penso vi piace appunto citarla così, crede che gli spazi di cultura e di co-creazione debbano essere al centro della reimmaginazione della Sardegna contemporanea per favorire l'attivazione giovanile e comunitaria. Il secondo turno di parola sarà quello di Alessandro Mirai. Alessandro Mirai, che è nato e cresciuto in una città di Porto, che vi svelerò essere Porto Torres. Alessandro si dice profondamente legato ai cambiamenti industriali e ha trovato la passione nella fotografia come mezzo per esplorare e rappresentare la diversità sociale fin dall'età adolescenziale. Ha esordito con Resistenze, un video partecipativo sulle comunità locali emarginate. Le sue fotografie sono state esposte a Parigi e pubblicate su Independent Photography con un progetto di fotografia partecipata sull'albinismo. Nel 2023 il suo progetto Dolores è stato presentato alla Biennale di Fodar, non so se sto pronunciando bene, ed è al momento in Costa Rica per ragionare sul conflitto sociale nel quadro delle ricerche dottorali di Esther Sanna. Lascio la parola a Paolo per l'ultima presentazione di Mauro Piredda e poi la riprendo per porre la prima domanda ai relatori. Mauro Piredda è direttore responsabile della Scena, che dal 2017 è una realtà editoriale che fa ricerca e valorizzazione sulle proposte alternative della scena musicale sarda. È anche docente, traduttore ed è docente al liceo Aspruni di Nuoro, dove fa teorie e tecniche della comunicazione. Come giornalista ha collaborato con La Nuova Sardegna nella rubrica Limbas 3.0, ha collaborato con Sardegna Post, Il Minuto, Historias, traduttore, come sottolinea, con tutte le difficoltà che comporta tradurre da e verso una lingua minorizzata come il sardo. Per lui la traduzione non è solo tradurre una lingua, ma è consegnarla. Infatti fa un ragionamento bellissimo, secondo me, dell'intreccio fra traduzione e traduzione, fra mettere a confronto due culture, però poi consegnarle a chi ascolta e a chi legge. Io vi ringrazio ancora tutti per questo, insomma, per esservi dedicati stasera. Grazie Paolo. Allora, io partirei con appunto la prima domanda che volevo porre ai tre ospiti qua oggi presenti. Era appunto sulla base di quello che ho accennato essere lo spirito di questo incontro, e quindi di ragionare sul margine sia come contenuto creativo ma anche proprio come postura di ricerca, posizionamento geografico e sociale. Volevo chiedere a tutti voi come vi posizionate rispetto alla nozione di margine e quanto questa nozione è centrale o non lo è appunto nel vostro operato. Quindi inizierei con Ambra e vi ricordo che ogni risposta ha un tempo indicativo di 10 minuti. Saremo questa volta con Paolo un po' più tecnici sui tempi per evitare di sforare, però ci ho detto appunto prego Ambra e grazie dell'intervento. Grazie a te Maria Luisa, grazie a tutti voi per essere qui oggi con me e con noi. È un piacere far parte di questo incontro. La nozione di margine è croce delizia fondamentalmente del lavoro che faccio, perché è ciò su cui si impernia il motivo per cui sono tornata in Sardegna, spinta un po' dall'idea di rendermi utile per la Sardegna e riportarla al centro di un discorso. Man mano che facevo questo tipo di ragionamento mi sono resa conto che in realtà stavo compiendo forse stavo riattualizzando in realtà qualcosa che mi era stato imposto da qualcun altro, quindi un'immagine diciamo autocolonizzata della Sardegna,
perché non c'è bisogno di porla al centro di qualcosa, è già al centro del Mediterraneo, di se stessa, di una serie di storie, anche della mia storia di vita personale. Ragionando su questi temi, però, appunto, mi sono trovata non soltanto a parto dalle origini, a partire nei miei studi, che sono stati principalmente in antropologia culturale, dalla Sardegna per rivolgere lo sguardo invece che appunto come colonizzatrice, quindi verso un sud del mondo, un'orientalizzazione dello sguardo antropologico verso il nord del mondo, verso chi sentivo che lo rivolgeva così verso di me, no? E infatti a questo proposito vorrei molto ringraziare per non aver messo insieme cultura e turismo, è una cosa per me molto importante, però allo stesso tempo appunto parto da questo proprio perché, come diceva prima Paolo, sentitevi liberi di usare ogni lingua della Sardegna, hai detto. Sto usando l'italiano, tu l'hai usato probabilmente per una questione di semplicità, io perché sono incapace di usare il sardo. Questo è uno dei discorsi che mi ha portato appunto a rivolgere lo sguardo verso l'altrove, e in questo caso, nel mio caso, verso la Svezia, che è stata il punto di partenza di una serie di ricerche sugli stereotipi autoriferiti e da decostruire, o decostruiti per meglio dire. Così appunto, una volta che ho compiuto questo percorso di ricerca per la mia tesi di laurea, sono tornata in Sardegna con l'intento di proseguire nel mio ragionamento, e per una serie di strane traversie del destino questo ragionamento si è tradotto appunto nella progettazione culturale. Nella progettazione culturale inizialmente con organizzazioni dalle più piccole nascenti alle più affermate, appunto. Lavoro ora per un teatro di rilevante interesse culturale riconosciuto dal Ministero della Cultura italiano, che vuol dire che questo riconoscimento si traduce nel fatto che il teatro per cui lavoro, che si chiama Teatro di Sardegna, è riconosciuto quale elemento di produzione culturale di primario interesse e di primaria importanza per il resto della cultura, cioè per la cultura del resto dell'Italia, dell'isola, ma anche all'estero, ed è appunto poi ciò di cui parlerò tra un minuto. Però non mi sono fermata a questo, e a tutt'oggi non lo faccio, continuo a collaborare con tutta una serie di realtà minori in centri piccolissimi, piccolissimi, insomma dipende, tra questi quello che ho scelto come casa, il posto dove mi sento a casa per la prima volta in vita mia, che è Seneghe. Qui collaboro con il festival Cabudan Esos Poetas, un festival di letteratura bellissimo che non per piaggeria, ma invito tutti almeno una volta a venire a vedere, perché si può veramente capire che cosa può significare nel termine positivo margine. Margine può essere il luogo della sperimentazione, il luogo dove non ci sono limiti se non quelli che ti autoimponi, perché il confronto è con te stesso e con la tua curiosità, con il tuo interesse, più che con qualche struttura imposta dall'alto. È ciò che rende possibile la spinta creativa, fondamentalmente, nonostante tutte le difficoltà, e per questo dicevo croce delizia prima, nonostante tutte le difficoltà, perché fare cultura nel margine significa intanto, come ho detto nel titolo del mio intervento, i teschi fa days, che è la domanda che mi sento fare più spesso in assoluto, tipo sì, va bene, ho capito teatro, va bene, ho capito altro festival, va bene, ho capito X eventi, ma cos'è che fate in pratica? E non è una risposta facile. Che cos'è che fa un organizzatore di eventi? Che cos'è che fa un teatro di rilevante interesse culturale? Che cos'è che fa un operatore culturale in generale in un piccolo paese dove le persone si conoscono tutte e dove ogni volta che devi fare qualcosa ti devi presentare personalmente: ciao, io sono Ambra, lavoro in questo teatro, in questo posto, faccio questo, ma cosa fai tu per me?
qual è il valore aggiunto? Perché sei qui soprattutto? Stai cercando di invadermi in qualche modo? Non è banale, e soprattutto non lo è quando ti devi confrontare con un elemento molto semplice, i soldi. Come la fai la cultura nel margine? Generalmente, se stiamo parlando di paesi piccoli o realtà anche periferiche, ma all'interno di una città, questo significa automaticamente che, scusatemi, mi sta squillando una sveglia. Credevo di averla levata. Questo significa automaticamente che spesso sono realtà che non hanno investimenti culturali, o se li hanno, appunto, è per realizzare progetti che non necessariamente nascono dalla domanda delle persone verso le quali si rivolgono. E qui, appunto, magari dopo ci ricolleghiamo per l'idea di ricercazione. Che cosa però ti consente il margine? Ti consente di ascoltare. Ti consente, a me personalmente consente di scegliere artisti e artiste che lavorano con le persone, che vanno nelle case delle persone o vanno nei mercati o vanno insomma a contatto con la gente, a incontrarla, e si pongono con la postura di non appunto del turista o del colonizzatore che va lì a insegnare qualcosa o a guardare quanto è pittoresco quando fanno il formaggio, ma appunto a farsi insegnare cos'è vivere là, quali sono le difficoltà di stare in un posto dove magari non ci sono mezzi di trasporto, o se ci sono le strade fanno comunque schifo, insomma tutta una serie di elementi per cui, appunto, torniamo al discorso di prima, a cosa serve fare cultura nel margine? Serve a riportare alla luce non soltanto appunto a essere creativi, a essere a spingere se stessi oltre i limiti imposti magari da una società o una scala di valori differente, ma anche a riportare alla luce tutta una serie di elementi critici, e quindi a posizionarsi come megafono di quell'elemento di criticità. Fondamentalmente cultura nel margine serve a uno scopo politico, che è ricostruire comunità, ricostruire tante volte comunità, che non vuol dire che non esista una comunità, ma magari è interessata giustamente anche ad altri elementi, al fatto che manca il medico, al fatto che insomma che ci sono problemi più stringenti che la poesia o l'arte o la bellezza, però anche appunto a farlo attraverso la curiosità che un elemento estraneo, quasi alieno, suscita in un momento in un contesto del genere, perché appunto avere intorno anche per lunghi periodi, come l'approccio di Teatro di Sardegna a Paoli Latino, noi lavoriamo con le residenze artistiche anche di organizzazioni estere o di nostre produzioni che poi vanno all'estero anche in lingua sarda, e però si confrontano con un ambiente circostante in cui non c'è l'abitudine a questo, e quindi 2 settimane, 3 settimane, mesi di presenza di persone che non sono di quel posto ma un po' lo diventano, un po' lo vogliono diventare dopo che all'inizio hanno detto dove mi avete portato, serve a scambiare sguardi e a riportare, cioè a rimettere in dubbio il concetto stesso di margine. Cos'è il margine? Grazie Ambra, 9 minuti e 57, incredibile. Allora, in realtà, tipo, prima di lasciare la parola a Sandra Vieri, faccio un rapido mosaico puzzle di quelli che mi sembrano essere degli spunti molto interessanti su cui vorrei tornare dopo. E da un lato appunto l'idea un po' sempre doppia di questa croce delizia, cioè quindi sì, il margine consente una sperimentazione che non è possibile in altri spazi, perché non è possibile laddove esistono dei limiti imposti e già appunto sperimentati, assodati e incarnati nel luogo. D'altro canto appunto
porta con sé dei problemi effettivi, creare o ricreare comunità, appunto, e farlo da una prospettiva creativa, ma anche capace di ascoltare. Questo è un concetto molto bello che secondo me è emerso da quello che dicevi. E altra parola che poi è emersa, appunto, margine e appunto istanza minore, cioè come rendere appunto questa minorità attiva e non più passiva. Ed è su queste note che lascio la parola ad Alessandro Mirai, a cui rivolgo la stessa domanda e lo stesso tempo di risposta e insomma, buona presentazione. Grazie Maria Luisa, grazie a Paolo, grazie a tutti per avermi comunque invitato a partecipare. Quando Maria Luisa mi ha fatto la prima domanda, parliamo di margine, cerchiamo di determinare un margine o comunque decostruirlo o ricostruirlo, la prima risposta che mi sono fatto dentro la mia testa è che cazzo dico? Cioè nel senso, perché molto spesso io non ho mai utilizzato il margine come focus della mia ricerca o dei miei lavori, o meglio, ho sempre ricercato un po' il diverso, qualcosa di differente, no? E molto spesso questo diverso mi ha sempre riportato poi, riguardando i progetti, mi ha sempre riportato un po' ai margini, che poi margine da chi, definito da chi, da cosa, questo, cioè, non sto qua a dare questa risposta, più che altro posso dire magari quello che sono stati i risultati magari di questi progetti fotografici portati avanti nel tempo. Mi viene da dire, riguardando i progetti a posteriori, mi viene da pensare di come sia stato anche importante non definire subito, lavorare sul margine, non identificarlo subito, per non magari stereotiparlo, o lavorare anche con una soggettiva che molto spesso ci appartiene, ognuno di noi ha un background, ha un suo percorso e come ricercatore cerco molto spesso di togliere questa soggettività, no? Quindi, iniziando, tipo, potrei dire che uno dei primi lavori fatti con Jackson, un migrante albino nigeriano, che l'ho incontrato proprio a Porto Torres, il paese dove sono nato e cresciuto, l'ho subito molestato perché ero curiosissimo di conoscerlo. Ero appena tornato da un viaggio in Africa dove avevo scoperto che gli albini vengono comunque catturati, uccisi, tagliati a pezzi per fare tutta una ritualità di magia bianca, di magia nera. E quindi ero rimasto affascinato di questa cosa qua nella disgrazia, capiamoci. Quindi con Jackson è nato un bellissimo rapporto di amicizia in realtà, dove non volevo io interpretare e usarlo come soggetto delle fotografie semplicemente con la mia idea di che cos'è la condizione dell'albino, ma semplicemente gli ho posto la domanda: che cos'è per te essere albino? E tutta la serie di risposte che lui mi ha dato sono state poi reinterpretate a livello fotografico all'inizio da me, poi in una serie di conversazioni fino a quando abbiamo trovato il minimo comune multiplo. È stato interessante come alla fine all'interno di un margine si possa ritrovare un altro margine. Ad esempio tipo Jackson, che è un albino, fa parte della, chiamiamola così, categoria migranti, che viene molto spesso marginalizzata a Porto Torres soprattutto, e lui si trova all'interno di un altro margine, all'interno della sua categoria, e quindi ancora un'altra isola all'interno dell'altra. Insomma, quindi come è stato più un'altra domanda che ha posto piuttosto che una risposta che mi ha dato questo progetto. Dopodiché sono stato contattato dallo SPRAR, il centro di seconda accoglienza di Porto Torres, che mi ha chiesto di indagare l'integrazione a Porto Torres. E questo secondo me è stato lo stesso molto interessante, perché ho posto lo stesso metodo, fare domande ai partecipanti sul loro passato, sul loro presente, di come vivono il luogo e sul loro futuro. Ed è stato interessante perché dove ho detto: dove vorreste che io vi facessi le fotografie? E i luoghi che mi sono stati indicati sono gli stessi luoghi simbolo alla fine del Porto Torrese, quindi la chiesa, quindi il faro con la Madonnina, quindi il campetto da calcio, le rovine romane, la zona industriale e soprattutto un monumento tipico di Porto Torres, che è il monumento dei caduti a mare. Ok? Dove ho portato i ragazzi di là a fare le fotografie perché sono i nuovi caduti a mare, no? Quindi immaginavo che Porto Torres, essendo molto magari vicina, tanto da avere un monumento sui caduti a mare, fosse sensibile a questa roba qua, mentre invece abbiamo purtroppo riscoperto molti attacchi di razzisti, fascisti e comunque che
hanno cercato di allontanare i partecipanti che si sono un'altra volta emarginati perché si sentivano in disagio. Quindi una parte di me è romantica, che piace pensare che le persone che vivono magari ai margini possano essere più sensibili fra loro, quindi che queste isole si possano incontrare, molto spesso magari non accade. Ok, non sarò così drammatico tutto il resto della conversazione, promesso. Ci sono delle esperienze sempre a Porto Torres, ora mi concentro a Porto Torres perché è quello dove ho lavorato magari di più, dove c'è l'esperienza di Gavino che ha deciso di sacrificare tutto, andare a vivere ai margini di Porto Torres in un capannone abbandonato della zona industriale per prendersi cura di tutti i cani randaggi che la popolazione lascia, no? Quindi lui ha deciso di recuperarli fino a quasi ad arrivare a un centinaio, rifugiarsi all'interno di un capannone abbandonato e di là ormai viene visto comunemente come il pazzo che se ne va lì a Zazola, no? Quindi la fotografia un pochettino mi ha permesso di entrare oltre il primo sguardo e alla fine sono stato con lui per circa 8 mesi a fotografare, a farci le cene, le birrette, insomma, a conoscerci. Ed è quello che è emerso e per me era uno dei valori, uno dei risultati che lui mi ha dato è stato un valore incredibile, l'abnegazione di se stesso per un bene altrui, no? Che è una cosa che trovo molto rara. Infatti un po' anche per me, perché mi piace lavorare alla fine con le storie particolari che possono essere definite strane o che vivono ai margini, un po' perché a me perché mi piacerebbe questo cambiamento, no? Questo fantomatico cambiamento di una società che può non piacermi. La maggior parte delle storie che ho visto di esempio, molto spesso le ho trovate ai margini. Cioè, abbiamo, secondo me, un bisogno grosso di diversità per integrarlo affinché siano, diciamo, fonti di cambiamento. Detto questo, un altro progetto che comunque mi ha sempre portato anche fuori dalla Sardegna, come in Grecia, sempre a lavorare nei campi profughi, utilizzando diversi metodi di fotografia. Alla fine ci sono una fotografia molto soggettiva, dove io documento, dove io scatto, o approcci più partecipativi, dove io che voglio documentare una zona, una situazione, invece che farlo io stesso, cedo la camera ai partecipanti in modo che siano loro stessi ad autoraccontarsi. E i risultati vi assicuro che sono totalmente differenti da quelli che io avevo pianificato. Quindi il margine è un grande stimolo, è qualcosa dove io ci vedo qualcosa di alternativo, molto speciale, mettiamola così. Poi magari nella seconda parte cercherò di integrare meglio come secondo me la fotografia e la ricerca visuale possono essere integrati in un processo territoriale. Grazie Alessandro, mi è piaciuta molto questa idea di margine del margine, appunto anche lì di nuovo torna questa idea di ascoltare piuttosto che imporre una condizione e anche appunto poi questo margine di manovra, se vogliamo poi rigirare l'espressione, quindi la possibilità di autoraccontarsi piuttosto che di determinare una narrazione che deve per forza appunto essere laterale. Rivolgo quindi di nuovo la stessa domanda a Mauro Piredda: cos'è per te, come ti posizioni tu rispetto al margine? Ma intanto grazie a pro l'invito, penso un onore a fare con voi, mescamente e casi perso a voi come ans chi si fattenne per organizzare Sadie della Sardegna, lui su grande afficco chi bisezzi ponzenne e siccome combina con Sadie della patria friulana, mi paffida una cosa, una bella combinazione, namugai. Intanto grazie a Alessandro per questa presentazione. Namuso che sul lavoro che ho fatto dei visual su giornalista bilingue, che come mi piace a mi presentare, e finza su operatore linguistico, dunque
ma a perdonare si in più de fai dare in saldo a poi fai dare finalmente de limba, che è una condizione che mi permette di leare sul concetto di marginalità, de margine de oru, de ponnere a banda, e muovere da esagizione linguistica pro la ponnere in mezzo a suo travaglio fatto. So. Non abbiamo detto che a fare dare de margine e de oru ti potete essere facile finalmente che siamo fare di una condizione bene collocata in un tretto che potete essere geografico, storico, culturale, politico. A livello geografico può tornare nella imbrulla che a me non mi viene bene, caso de su mei logo, dunque mi che pone in mezzo a un logo più umano, su tameu belle di fattisi su margine, e poi vamo a la zona che tiene nel numene che mostrano questa condizione spaziale del suo logo, per narrare barigato, e narrare colato, barigato sul logo, barigato sul rio, barigato noi coit, de cada maniera siamo sempre vedendo delle marginalità di chi tiene del livello differente. E su un differente sul livello de marginalità di chi ha po' affento maredeo, sende chi con salimba bidravaglio e travaglio con per aulasa, dunque per aulasa, limba, chirca e azione come te può poter narrare, isperende dello poter narrare tutto canto in intro del suo tempo su concedito. Intanto non ha bisogno di chiacchiere già in rete tutto su materiale che chiediamo su, dessa marginalità sociale dessa lingua salda, perché i chimusu come te porta su bilinguismo un altro e come te porta finalmente sa diglossia tra confronto a terra lingua che è non sa grade manco è sempre una lingua dessa linea, però non è la lingua nostra, è l'ultima lingua oppressora, dunque ti poten bastare sul studio de sos specialistas per comprendere quali sono su contesto e sul registro de impreu de su saldo confronto a terra lingua, in questo caso confronto all'italiano. Poi teniamo una marginalità de politica, con piacere a pollegido sa nota polemica de Hans, che finalmente sul termine polemica non è un termine proposta negativo, è una cosa che non deve da giocare a crescere. Dunque, a polleggere con piacere la nota posteriori di questa campagna elettorale che abbiamo visto e che mancare il appello dell'Assemblea Nazionale Sarda in pago a un po' strumente a sappello Mattessi e anziché a proporre una narrazione da sughento proghento su o che cosa de manco in italiano. Dunque, con un appello che non l'ha incollido. Vado una marginalità editoriale che deo vivo in suo travaglio mio, che conosco sul limite che bisogno per un'escritura in saldo e che sono più che non evidente, e in più vado una marginalità economica che abbia a servire a giustificare questa marginalità, ma che dentro di questa allega de gastos e de benefici che tu essere da una allega imprenditoriale, de impresa, detto racconto del risultato positivo economico de utile. Però siccome Ambra e Sara vinnenne chi siamo già in mezzo, chi non siamo su noi a orados, noi teniamo una condizione geografica, storica, tutto su chi chiediamo su chi non che buone de già in mezzo di una cosa più manna de a noi. E dunque se di comprendere si siamo su marginale se abberu proprio muovendo da esa limba, sende chi isco chi gusta è una lega del linguista, ma chi pertocca finalmente su binomio ventomado di Sara o e sa ossa golada, nazione, narrazione. Pro narrere, si è vero che su saldo sigui di una gaminera tottuganto sua, a suo punto di non essere classificato come una lingua romanza né orientale né occidentale, devo mi dia preguntare, e a tutto ti a preguntare, ma questo elemento di marginalità è? Cioè, pro a barrare in surcu si genne a tero surcoso. In Europa, in sa parte italiana dell'Europa, colla ad una linea, che tutto la conosciamo, sa linea Rimini La Spezia o Massa Senigallia, come a terai volta all'Inarana, che proprio parzi di quella due cambasa. E cioè, e noi che siamo invece un gruppo neolatino indipendente e che questa linea non nos pertocca, che siamo noi se tutto, in più di essere in mezzo un luogo di transizione,
vivimos una marginalidade nostra invece di una potenzialidade belle chi esseremo noi e tutto chi henne una linea a Rimini La Spezia chi parsa di induosa sa Sardegna per giustificare uno scanto severoso di politica linguistica. E se invece, come te viene nei sarà, torniamo a vedere questa cosa come una potenzialità e una centralità, canto di mispoderesse de giudu noisi a una allega continentale europea in conto di lingua. Su chi mi dimo è che un certo livello di marginalità, come a banda a marginalità secolata, chi non cangiuto a su chi siamo, su che abbiamo connoto si storie che abbiamo connoto, ma a suo presente, sa marginalità di chi Dio mi so di me, è tesa chi non ponemo noi si e tutto, chi henne intro de noi si cu sallinea sa chi è povento mado Sara. Tanno su margine è doppio. E non combina da con opportunità, ma combina da con salaccana. Chi poi una laccana chi si in caso mai bessera da in concano tra e via, che si torniamo a questa categoria del Campitanesio e del Lugodoresio fossi su un'unica laccana amministrativa che parsi di induoso sa Sardegna a sa perfezione entre il Lugodoresio e il Campitanesio e cosa che abbiamo su entre Paulle e Sabarussa. Poi in mezzo abbiamo uno scanto comune e un territorio abbastanza manno che comunque tiene una dignità di tutto canta sua e che non dà finalmente a esempio di giudo e di aggiudo dei commenti invece di mi si può ponere in pratica una lega linguistica. Di questa maniera invece poniamo su a banda o nella in italiano mettiamo ai margini, che siamo facendo de margine, sabunna del suo codice linguistico che invece di poter essere di aggiuto manno in suo mercato interno che quando vediamo su di cultura vediamo finalmente di economia e dei scambioso che non sono pezzi di scambio de faedos o de gente di differenti logos che si faedda per fare a comprendere canto non scomprendiamo parivari si fibicata questa cosa pezzi per non scomprendere mi lasciato tutto come te e non ha bisogno di fare carattere che tanto già non scomprendiamo però mercato interno e proiezione esterna. Pronarrere, se sul governo spagnolo, chi è su chi è, con tutto sul limite suo, però è stretto di pedire chi gallego, euskera, català, divengano lingue ufficiali dell'Europa. Che in questo logo che ha un po' sua banda, o torrenne la narrare in italiano, hanno messo ai margini, o in termini espositivi, ha un po' a un livello inferiore, sarà che la dialettale interna, barigende che la, e dunque sa barigende che margine sociale, caso bilinguismo è mezzo su del suo nostro, margine politico, so che in Catalogna vinza sa chi non è indipendentista fai in catalano, margine economico, che tornando sempre a Catalogna, su un resessito so a che bonnere, sa questione della responsabilità sociale dell'impresa, che noi si la percepimo su e via come una cosa che per tocche dell'ambiente e via, no? L'impresa non deve inquinare, l'impresa deve tutelare la biodiversità, cose del genere, e che l'imposta in intro della questione linguistica, come a narrare, s'impresa tiene di una responsabilità sociale, finzasa, proponendo sos prodottos suos in catalano, vendendolos in catalano e fattennelos a vedere con solo in baissoro. Certo, io posso comprendere che non te fimosi storchere annemoso, ma fossi finza si storchenne non bidi misere essere. E dunque so di accordo finalmente con chi mi narra no, ma noi siamo in Sardegna, quindi non dobbiamo copiare nessuno, quindi procediamo da soli e troviamo una strada tutta nostra. So di accordo. A sa condizione però chi non mi proponza nana atteros esempios chi invece servini a giustificare atteros severos e chi invece senza offendere annemoso mi pare ne marginale. Se canto mi manca da 2 minuti, tanto ladrunco. Tanto, questo è un problema che io mi pongo come giornalista, che penso che sul giornalismo sia desi strumento, pro su registro chi tenete, pro sammannare adesso articoli che non sono curzi come su post, ma che non sono nemmeno umano come uno conto, pro si spera che la lettura in sardo possa da pesare curiosità e finza dura, è un problema che io mi pongo e dunque sono margini che dobbiamo barricare. E sa cosa non è facile. A Barrenne su campo giornalistico mancare il giornalismo in italiano, siccome ti hai fatto sa scena e dunque finalmente sa musica come elemento culturale de marginalità,
in cui tutto mi dia preguntare, ma uno margine, uno aurato semusu, marginalizzato semusu? No, intanto pro cosa differente. Se prima è che teniamo artista sardaso che sono più in ateru e chi no in noghe, ne vaedana più in ateru e chi no in noghe, ne scrive più in ateru e chi no in noghe, come io sono un cane, Daniela Pes, Gold Mask, sono sardos, per narrare. Poi la tragione calelte è chi in sa scena sarda l'elemento che deve essere l'elemento geografico residenziale che si siamo su tutto canto sardo soltanto facciamo parte di una scena. Si però questa scena non produce di nulla a livello culturale. Per una se io ho fatto hard rock, funky o altro tipo di musica che sono oramai mondiale, però non gli do un elemento identitario contesto in sardo, tanto sa dudami la ponzo. Satero elemento pro la serrare è che una scena sarda a livello culturale si di essere marginalizzata sì pensiamo su chi l'unico canale pro la fager crescere siede curso de sarbiddas e de so comitato de sa festa. Proite non va bisogno di narrare cosa nosa in so comitato so saraione galette in cui pure questi benefici il sardo per cosa? Per la parte folcloristica della festa e ne manco prodotto canta prete pronare si attiamo so cantatore e non battiamo so poeta se lo battire tutto due qualche troppo e magari lo sponiamo su mattesi dieghi bette su concerto rock gai parziamo su pubblico non nos na futi nuda in più dobbiamo portare cosa? L'artista nazionale italiano attenzione proite perché ci porta gente e così vendiamo le birre e lo possiamo pagare. Dunque, abbiamo un montone non de margine, ma proprio del cortocircuito, so chi cagare in barigato, sono in donazione de brinco dai parte nostra, chi vende da Isalimba, vende da Isimpreu de Salimba, vende da Isalimba come componente primaria dell'identità culturale nostra, e noi si torniamo a scoprire chi, come te viene neambra, che siamo in mezzo di una cosa più umana di a noi, ma chi possiamo condire bene bene. Grazie Mauro per aver ricondotto questa idea di margine sia alla lingua che alla questione dell'utile e del polemico. Ci torniamo poi dopo. Quindi passo al secondo giro di domande e poi lasciamo anche le domande e il dialogo appunto con tutte le persone connesse. Quindi ricomincio da Ambra. Nazione, narrazione e pratica del margine, quindi come possibilità di ricreazione e rifondazione. Quanto secondo te, in che maniera questa prospettiva marginale accoglie una prospettiva di ricercazione? Tu personalmente come coniughi questi due processi dalla prospettiva marginale che ci hai già raccontato? Volevo complimentarmi con entrambi, ma soprattutto per l'ultima parte con Mauro per l'ampiezza dell'analisi che è stata veramente illuminante, ma anche con Alessandro sono molto curiosa di vedere le foto. Scusatemi. Come coniugo personalmente questi approcci? Ascoltando. È la chiave del mio lavoro. Intanto, come ho detto prima, non mi presento mai come qualcuno che ha soluzioni, ma come qualcuno che ha sempre bisogno di chiedere qualcosa, sostegni, chiavi di lettura e soprattutto come si vive qui, cosa si può fare qui, come si può fare a fare questa cosa qui. E quindi appunto credo che la specificità del margine si coniughi con la ricercazione proprio attraverso il dialogo ed è quello appunto che promuovo quando posso scegliere io gli artisti o le artiste con cui collaborare. Sono sempre selezionati in base appunto a questo tipo di interesse, diciamo, non voglio dire etnografico perché stiamo parlando di arte e non di studi antropologici, però effettivamente quello è lo sguardo che io cerco. Se invece appunto lo applico alle organizzazioni con cui collaboro, si tratta sempre di cercare di forzare diciamo, l'interesse generale, quindi come diceva Mauro prima, portare l'artista che non necessariamente è di nazionalità italiana, ma magari di nazionalità estera,
a confronto con quella comunità, con quella realtà che reciprocamente non si conoscono. Quindi quello magari mi sta capitando per esempio in questo periodo, ho artisti che stanno sulle prime pagine di quotidiani o di riviste specialistiche statunitensi, insomma di primissimo livello altrove, ma un altrove talmente lontano che qua non si conosce, e viceversa. Quindi questo mettersi reciprocamente in discussione e quindi diciamo, come ha detto prima Alessandro, decostruire la specificità, lo stereotipo attraverso appunto la conoscenza reciproca fatta in Suzzilleri magari, capito? Che è la cosa secondo me più valida, ma non soltanto, appunto. Può capitare esattamente l'opposto, può capitare che, come nel caso dell'organizzazione principale per cui lavoro, che è il Teatro di Sardegna, il margine diventa nuova centralità nel momento in cui Macbeth viene tradotto in lingua sarda, o Il giorno del giudizio viene tradotto in lingua sarda, quando entrambi nascevano in altre lingue, e Il giorno del giudizio viene presentato in 9 repliche consecutive a Nuoro, che fanno il tutto esaurito, in un teatro da 630 posti, che non è per niente scontato, senza considerare le scolastiche naturalmente, e in lingua appunto di Nuoro. E dall'altra parte il Macbeth tradotto in sardo diventa Macbettu e diventa non folklore, ma magari ragiona anche sugli elementi che possono essere folcloristici, la maschera, il campanaccio, ma li traspone in un'ottica diciamo, non voglio dire universalizzante perché è un termine un po' complesso da giustificare e gestire, ma sicuramente che trascende appunto i limiti, quindi scavalla il margine rendendosi, facendo di quell'elemento un tratto, e un segno e non più una, diciamo appunto una cosa fissa. Cioè, se si ragiona sull'identità come qualcosa che deve essere identica a se stessa, allora si fa folklore. Invece il margine e la ricercazione ti danno la possibilità appunto di trarre attraverso il dialogo e l'ascolto tutta una serie di elementi che possono essere utili, interessanti, stimolanti, critici, polemici per tante altre persone, però sempre spunti di riflessione. E quindi appunto torniamo al discorso che dicevamo prima, qual è l'utilità? L'utilità è politica, è rimettere al centro pensieri, discorsi in un modo che è, diciamo, non mediato da forme statiche, da strutture, ma è al contrario magari neanche dichiarato, neanche detto, però passa, perché l'arte serve a questo fondamentalmente, serve a questo incontrarsi su una poesia e poi alla fine si parla appunto della situazione geopolitica in un determinato spazio del mondo, serve a ragionare sul fatto che non ci sono spazi adeguati per farlo, serve a far conoscere una lingua che non è detto neanche che si sappia che esiste, perché magari in Giappone del fatto che esistesse il sardo come lingua a sé stante credo che fosse nozione comune a tutti, non lo so, però lo si porta e così via appunto, e quindi ripeto l'opportunità del margine è questa, rendere possibili i capovolgimenti di prospettiva. E dall'altra parte anche, dicevamo, qual è il processo? Il processo è portare artisti o artiste che non hanno idea di che cosa si troveranno davanti o di come condurranno la propria ricerca, proprio perché come ha detto prima Alessandro, tu puoi avere una predisposizione del tuo lavoro, ma
essere in un posto, essere a contatto con le persone, essere in una realtà che non puoi conoscere prima di starci, ti porta a conoscerti nuovo, oltre a rendere interessante quello che fai. E quindi appunto credo che la chiave fondamentalmente sia questa, il reciproco sguardo di curiosità che permette a tutti di imparare qualcosa, anche, ripeto, con tutte le difficoltà del caso, perché farti ogni volta dover ripresentare chi sei, che fai, perché non stai disturbando, perché non hai intenzione di insegnargli a vivere o di metterti su un qualsiasi tipo di piedistallo, gradino di superiorità. Spiegarlo agli artisti che non si devono mettere in quel gradino, perché se non ci fossero gli altri intorno, loro non sarebbero artisti, cioè nel senso sarebbero persone che stanno facendo qualcosa di poco più di un gioco tante volte, capito? E quindi insomma credo che, non so se ho risposto alla domanda, però non so, mi sembra la cosa... Ah no, ecco, una cosa che stavo dimenticando però è l'importanza del laboratorio, che è una cosa alla quale tengo tantissimo. Il laboratorio di per sé non è inteso come qualcuno che insegna qualcosa a qualcun altro, ma come lo spazio di sperimentazione, appunto, che se non avviene dentro uno spazio strutturato è ancora meglio, ma se comunque avviene con metodi di improvvisazione permette, ripeto, mettere a frutto l'ascolto reciproco. Ed è sempre un elemento, secondo me, interessantissimo. Da questo sono nati alcuni degli spettacoli più interessanti che ho visto e che abbiamo prodotto, da laboratori anche aperti alla cittadinanza, da momenti di apertura delle prove, che magari a metà dello spettacolo, quando sembrava quasi fatta, ci si è resi conto che il pubblico e quindi la comunità intorno non la pensavo esattamente nello stesso modo, e insomma quella cosa lì è ricercazione ed è anche il senso di fare teatro o di fare arte, cultura in luoghi che non sono il piccolo teatro di Milano, penso. Grazie Ambra, poi torno sulle domande. Lascio direttamente la parola ad Alessandro, che secondo me appunto dirà cose che si avvicineranno molto a quelle che hai appena detto tu. Prego Ale. No, infatti grazie Ambra, grazie a Mauro, anche perché sempre così chiacchierandocela mi viene sempre più facile pensare quanto sia importante la multidisciplinarità anche nell'ambito della cultura, no? Cioè alla fine come tutti noi ci stiamo approcciando allo stesso obiettivo, sempre tramite la cultura, però in differenti maniere, con differenti risultati, e questo è fondamentale secondo me, questa multidisciplinarità, così come questi incontri, no? Volevo giusto un attimino citare un piccolo estratto di Filosofia del Luogo, no? Che diceva: in Sardegna la ricerca e in genere l'attività intellettuale è pesantemente ipotecata dalla ragion coloniale, vale a dire dalla visione complessiva della realtà sarda che esclude dal suo campo visivo le varie forme di subalternità e anzi le giustifica. Cioè, questa cosa qua secondo me è importante anche per un altro concetto secondo me a me caro, decolonizzare un pochettino la ricerca. Quindi concependo anche nel mio caso la ricerca visuale come strumento di partecipazione. Secondo me la fotografia o comunque l'audiovisuale hanno dei potenziali enormi. Cioè, capite che sono innamorato di questo strumento, quindi mi piace coccolarmelo, no? Quindi storicamente la fotografia è stata utilizzata come nel fotogiornalismo, nella fotografia documentaria, fotografia etnografica, fotografia terapeutica, poi fino a passare poi alla moda, alla concettuale, artistica, insomma, ogni volta che si utilizza lo strumento fotografico in una determinata forma ha il potenziale di poter comunicare qualcosa. Questo per me ha portato per esempio a utilizzare la fotografia a livello documentario e di ricerca visuale
grazie anche a un laboratorio dei Quattro Cani per Strada, un'associazione sassarese che lavora tantissimo comunque nell'ambito della partecipazione, nei progetti di fotografia partecipata, video partecipativo, tutti strumenti fotografici e visivi che secondo me hanno l'innovazione perché le ritengo indispensabili per indagare le trasformazioni socio-ambientali in atto sia a livello locale che globale, esplorando alla fine fenomeni nuovi e aiutano a sollevare interrogativi inediti, a fornire interpretazioni plausibili basandosi sull'idea di partecipazione come autodeterminazione. Sono molto d'accordo che l'autodeterminazione arrivi anche con diversi livelli di consapevolezza, diversi livelli di competenze che si acquisiscono e che possono essere messe in campo. Cioè, io mi sento ancora molto lontano da raggiungere un obiettivo così grande, però abbiamo fatto, secondo me, un lavoro interessante anche con Esther, che è dottoranda in economia ambientale. Abbiamo fatto un lavoro di tesi per il mio master, che alla fine ha cercato di trattare i vari metodi di ricerca visuale e la ricercazione in un contesto, alla fine, nel contesto sardo. Cercando un pochettino di analizzare tutto l'albero delle problematiche a scalare, tutta una serie di obiettivi che possono rispondere, a tutte le criticità. Alla fine stiamo inserendo poi all'interno di questa programmazione tutta una serie di progetti che possono essere anche singoli, ma che fanno parte comunque di un unicum, in cui la fotografia e l'audiovisione si concentrano nell'ambito prevalentemente delle innovazioni sulle competenze e sulle conoscenze. Quindi abbiamo, poi magari ve lo, chi ha voglia ovviamente, posso condividere il link per vederlo, chi ha voglia ovviamente, per non stare nell'arco di 10 minuti a dire tutto quello che contiene la tesi, però tutti i metodi di partecipazione come peer education, Living Lab, Visual Q Methodology, Multi-Criterial Decision Analysis, dai workshop locali fatti con il photo voice, ad esempio, il video partecipativo, dove si cedono gli strumenti ai partecipanti. Secondo me sono tutte tecniche che anche inserendo tutti i festival o anche per esempio le residenze d'artista, dove ne riparliamo sempre di tutte varie discipline, invitare anche per rivedere le cose in modo differente, sia partendo dal livello locale, sia, perché no, invitando anche fotografi o artisti stranieri. Secondo me è sempre utile questo confronto che si può creare. Quindi niente, diciamo che la fotografia e l'audiovisuale sono fortemente improntati alla ricercazione, che si può molto implementare. Come Ambra stava dicendo, è difficile creare alcune progettualità quando c'è una carenza di fondi, dove vai a recuperarli, dove ti muovi, le difficoltà che comunemente troviamo nel territorio. Però penso che in contesti come anche questo, di condivisione, una volta che c'è un progetto che può essere facilmente magari esportato nei vari territori, ad essendo supportato a livello locale, che si possono portare avanti un po' questo. È stato assolutamente poco chiaro, sicuramente, però diciamo che la concludo un po' così. Poi se ci sono domande o comunque se mi viene più facile parlare su lavori fatti piuttosto che mi viene difficile a me non dico filosofeggiare, ma ricreare qualcosa di nuovo al momento. Quindi se avete voglia vi lascio il link in modo che può essere anche un altro confronto. Grazie. Grazie Alessandro, poi proverò a farti tutte le domande del caso su questa parte. Mauro Piredda. Microfono. Tanto, quando vediamo su de Kirka e de azione, devo dire una cosa e via.
che circa e azione sia nel processo sociale collettivo, in intro di una visione più generale del respiro umano, traduendola con pagas per aula, in intro di una pianificazione politica che in intro suo valorizza le competenze, le differenze e che pone del risultato definito volta con volta, analizzato volta con volta e se in caso aggiornato manco. In mancanza di tutto questo, teniamo pezzi in conto di margine su UE, su in UE, il dove, e narrare sul logo della circa e della azione. Grazie, siamo fai delle linea, dunque è ben definito sul logo, no? Però non manca da suretto, su commente, su canto, su chi è e su cando, chi lo dia declinare in intro decando. E se mi fremo un'icutta a fare dare di questo passaggio, in conto di chi è e decando, ha bisogno di un primo su diretto a su chi non manca da. Torrenne a saglione linguistica, non potremmo fare manco di tomare una legge che è bessa de 6 anni, non de 40 chimbediese, e poi ne fai damus di questa 40 chimbediese. Una legge che narra in maniera chiara che è istituita la consulta de Susardu per la definizione della grafia della lingua sarda. Ok, no? Che siamo su barighende, tutto ciò che tiene da l'SC, perché se questa consulta si riunisce farà una nuova grafia, bene da siada, e andiamo a lavorare con formato tonnoso, no? Dunque, su chi è? Di che siamo fai di questa consulta? 2 commas appuntisi, insomma, tesi articolo 8 della legge Mattesi si narra che i componenti sono nominati entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Siamo fai dei siltiu, intanto siamo fai dei componenti che, se non mi vado, sono più di una trentina. Immaginate, canto già è difficile hanno pone di accordo in 13, immaginiamo uno canto là da essere ancora più difficile in 30 persone. Ma 45 giorni dopo la promulgazione della presente legge, che narra chi da esilhiu del suo 2018 a suerano de ocannu, canta baranta gimbedie caccoladu. Si facciamo su conto 45 per che era fatto su conto, che muovamos da esa die de promulgazione fino a sao e a voglia baranta gimbediese. Dunque, sugando e curso. Su decreto de pigliaru, catando bivi pigliaru, non la mobidu, a pulti di pigliaru vamos apidu a solinas, come se insediata a todde, e dunque non dico, pare che siamo fatti ne giù conto de sugane de soltulano, chi non manica da solta liscia, però non ne lascia da manicare ne manco attere. Dunque siamo frimmoso, e si narra da chi sa politica linguistica de Sosanno Colladaso l'abbiamo messa al margine, e si narra di questa politica linguistica che la caratteristica sua vi disappresse, fosse di adesso in mezzo a narrare che la caratteristica sua vi su tempo su chi non adappidu, però non abbiamo appidu tempo su pro potenziare su glossario, che è il minimo e a volte è contraddittorio, non abbiamo appidu tempo su pro affortire su correttorio ortografico, non abbiamo appidu tempo su pro pesare, non ha una struttura come in Catalogna adesso Termcat, ma una metodologia terminologica pro pienare sul limite di una lingua che galu è minorizzata. Dunque, è circa azione non su un processo sociale e collettivo, so come so bisogno di milo, so come poi ventomato a comincio, ma è qualche cosa che cada uno di noi si deve buone su suo, conforma su competenza sua, conforma su tempo, su che tutto lavoriamo, su questa via adesso sapone di lavorare tutto canto, conforma a su chi non anda bene a fare. Deo in suo travaglio meu di scrittura che scrivo di un dia in saldo bivonzo su meu e movo dai suo pago chi nos andato e si badono Deo su chi lo bene iga da questo pago chi tenimus. Dunque a chi deve unire circa e azione fatene questa cosa. Comincio a fatene esempi del suo giornalismo. Ma si è presentato in noi scrivo e commento collaboro. Chezzo aumentare e lo chezzo aumentare con grande viaghere chi dopo cominciato a fare sperimentazione giornalistica una decina di anni a como con Lisandro Beccu e con Maurizio Sale chi mi sono stato non con Panzo Sebia ma finalmente a Maltro Casideo a Baido su chi cria innanti de danno beso tanto di misinnare di mi fa che su segno del sarughe
con questo confronto, con questa crescita, con questa chirca e con questa azione collettiva devo tornare ad essere cresciuto, come siamo cresciuti tutto canto, che hanno sentito di gundi, se verai mesi deite devi mesi scrivere, e tanno i compro ai mesi a fonte, se mescamente si in fonte se chieni, anadae nuova internazionale, se tanno confronta i mesi, si inglese, o francese, o spagnolo, o tedesco nonoga, è una tradizione. E dunque abbiamo fatto di avere un lavoro di redazione. Se mi voto permettere di scrivere articoli su de Vubalu, de Sa Torres, ogni tanto una piccrituga con in Tattaresu, de su Gatleddu, e che camovo finalmente dai suo lavoro manno che hanno fatto mescamente i suoi due, su Lisandro e Maurizio, che hanno settato un bello grossario di terminologia de su Vubalu, e dunque si dio naro chi pro uno cross naro tiro tra esso, si pro un calcio d'angolo tiro da esu guzzone, si pro cartellino giallo naramo su targhita groga, e se camuso settato proprio una lista de termines chi una volta i comprovato servini a noisi e non a noisi e via, pro poter iscrivere in sardo e pro ne fare una cosa seria. Questo è stato un lavoro umano. Poi se esempio dessa pratica individuale di mi spodennare che quando manca da su processo e su collante collettivo tutto che rude in palasa del suo singolo che si possono scrivere l'ha fatto finalmente con Nuova Sardegna grazie a idea di Luciano Piras che chiedo aumentare sa pagina Limbas 3.0 fido una pagina nascita grazie a isso senza per uno finanziamento regionale dunque una pagina di Nuova Sardegna tutta canta in saldo senza per uno soldo regionale vedo una cosa che potimi finalmente a contare come te con banto, no? Bantenne nonde e in cui su mattesi sperimentende il stile di scrittura, terminologia, faedo, registra, che noi non lo teniamo nemmeno un manuale di stile pro scrivere in giornalismo. Io sono giornalista dai su 2010, autodidatta in sardo dai su 2012, anno con anno fatto soccorso di formazione obbligatoria poi sul giornalismo, però non teniamo una formazione per scrivere in sardo e questo non manca. Dunque la chirca e azione tornano a noi tutto sopra in noi. E finalmente quando iscriviamo su un progetto su chi può essere finanziato per un'area dai su bando imprentas, se elemento è le sue quantità, poi te canta cartella si è scritto, 80 cartelle, benissimo, rendicontiamo, ma in conto di qualità chi lo tratta da voi questo materiale per comprovare se con questa produzione giornalistica va da una crescita stilistica del Susardu? Tanto di accherrere che questa cosa ben trattata finalmente sa putlisi, non ti iscrive nemmeno come te la proponere questa cosa che potete essere frutto della fantasia mia individuale, però fai dendende con chi ti potete fare dare, ti potete dare su contributo mio pro chi su chi resta da restete, pro su chi è scritto a barrede. Gai è tutto prosa traduzione, teniamo veramente, teniamo su materiale ONU, su vocabolario di rubato, è una che deve essere una cosa che deve lasciare in sa libreria de cada cristiano de Salligna, perché è una cosa veramente spantosa. Però non è che vada un manuale di traduttologia, provare queste cose, si rende uno scanto scritterio, sarà Fizzi Fentomenne Macbeth e il giorno del giudizio. Quando ha tradotto su copione di Tito Andronicco per la compagnia Mab Teatro di Daniele Monachella e siamo facendo sempre di Shakespeare, ha cominciato a ponato, siccome The Tragedy of Titus Andronicus è scritta con il pentametro giambico, e ha ponato, forse si dice, se ben su, ti adesso cosa ona, ne fa una cosa con sa metrica salla, con ottavasa, con settinasa, battorinasa, duinasa, con fromma, sa batte contata in sopra originale, no? Poi ha ponato, ma Deo non è che so traduenne pro atteros chi mi deve leggere, Deo so traduenne pro sos attores, e non è nato chi esattore, chi fa che s'attore iscata vai dare in sardo, dunque sa traduzione in cui ti fia servire come base pro poi attera sessione de faeddu in sardu. E gai è tutto su Mattesi sistema e prosa traduzione del suo libro della letteratura internazionale che finza se chi bamo su questo problema chi è conosce del suo saldo non è di tradurre dai inglese e chi è conosce del inglese non conosce bene il suo saldo come di scrivere teniamo su attero margines
de che brincare. Dunque, quando vediamo di che azione, dobbiamo muovere da giù chi nos mancada, senza ne vagare una lega vittimista naturale chi il traccada e chi non dà da per un aggiuto, se non custo di noi devi stare sempre lamentoso e con questo pidino so maloso a che lo bogare. Però muovere da giù chi mancada, provare compreso i teste su chi bigherede, sia chi vettiamo su giornalismo, sia che facciamo teatro, sia che facciamo fotografia, traduzione, progettazione culturale, che è tutto legato. Spero di aver congruito nelle via. Grazie Mauro. Allora, io ringrazio Ambra, Alessandra e Mauro per tutti questi 3 interventi, anzi questi doppi interventi, e in particolare quest'ultima parte mi è piaciuta molto perché penso sia anche un po' il senso di questo corso di formazione in cui piuttosto che insegnare qualcosa c'è l'idea proprio di stare a dialogare insieme e appunto intendere tutto questo margine sia come opportunità di dialogo ma anche proprio come processo collettivo. Mi versa molto in tutti e 3 gli interventi questa idea di collettività, questa idea di partecipazione. Poi appunto magari faccio una domanda più specifica ad Alessandro su questo, e appunto di posizionamento che non vuole appunto essere monolitico, cioè un'identità, ma come tutte le identità che appunto che muta e che si può smarginalizzare o appunto includere altri margini. Quindi io invece mi taccio, faccio domande alla fine, se Paolo poi ne vuole fare anche lui, e prima di fare le nostre domande mi piacerebbe chiedere al pubblico, se ce ne fossero, vi invitiamo a scrivere in chat, e invito tra l'altro, approfitto di questo mio intervento per dire ai relatori che appunto se volessero condividere delle immagini, perché appunto nei vari interventi poi sono emersi dei titoli di progetti fotografici o di spettacoli o di articoli di giornale, quindi è il momento per condividere le vostre immagini qualora voleste. Ci sono domande dal pubblico? O anche dai relatori stessi, Approfitto per dire 2 parole. Intanto grazie ancora ai relatori, sono stati degli interventi interessantissimi. Io personalmente ho alcune cose su cui riflettere. Volevo dire questo, come ci diamo questa scaletta, magari raccogliamo un po' di domande in chat, in modo che se ci sono domande doppie, simili, le presentiamo, le sintetizziamo per i relatori, magari ci prendiamo una decina, una ventina di minuti, il tempo necessario, e poi se qualcuno vuole fare qualche osservazione o prendere parola non sotto forma di domanda dal pubblico, ci riserviamo un'ultima parte per quello. Paolo, vuoi rompere tu il ghiaccio con una domanda? Vado io, sì. Insomma, in realtà io mi sono preparato una domanda a testa, quindi volevo iniziare da Ambra. Volevo chiederle, insomma, ci parlavi un po' di questa necessità che condivido di eliminare quel gradino che non è il palco, ma che potrebbe instaurarsi a volte fra pubblico e artista. Ti volevo chiedere come si può riuscire a far percepire questa necessità sia nel pubblico sia nell'artista, appunto. Guarda, il palco in realtà è un gradino, nel senso che per come sono costruiti i teatri all'italiana c'è un podio dove venerare l'artista Dio che ha la parola e ha la capacità di trasformarla in azione, ed è una cosa veramente l'aspetto del teatro che mi piace di meno in assoluto. Quindi non ti parlerò di come faccio in teatro, ma di come ho fatto e di come facciamo negli altri casi, cioè quando collaboro con altre organizzazioni. Cosa succede? Succede che gli artisti, soprattutto per esempio, faccio il caso del Capodanno de Sos Poetas, gli artisti non vengono invitati esclusivamente per fare un'ospitata
parlare quei mezz'ora, un'ora e poi sparire nelle tenebre da dove sono venuti, ma sono ospiti che restano per un tempo e che quindi incontrano le persone al di là del momento in cui parlano. Anche perché banalmente quel momento di distacco crea domande, stimoli che non sono facili a volte da metabolizzare subito e concretizzarle in una domanda, ma magari al bar invece rompi quella curiosità, quella timidezza e crei un contesto diverso. Quindi quello è sicuramente un modo, e soprattutto lì si capovolgono i ruoli, cioè non è più l'ospite a essere importante, è il, tra virgolette, padrone di casa che ha il potere di offrirti da bere o insomma non le voglio mettere in questo modo perché sono dinamiche non di potere effettivamente, però come dire, per me è un po' tutto la cultura, il contesto in cui siamo nati e cresciuti tutti, perciò anche fondamentalmente. Comunque secondo me e secondo appunto le organizzazioni con cui collaboro, che scelgo anche per vicinanza politica appunto, l'elemento fondamentale è proprio questo, creare un incontro che non sia quello strutturato ma che sia destrutturato, in cui le possibilità si aprono e quello che era appunto il momento della presentazione di un'opera, di un lavoro, di una poesia, di una danza, di una musica, diventa invece soltanto lo spunto per una riflessione collettiva che può essere anche totalmente capovolta. Cioè, ho visto poeti mettere, o anche artisti di altro tipo, mettere in discussione quello che avevano appena detto davanti a un pastore che gli poneva quesiti molto tecnici. Proprio come stava dicendo prima Mauro, cioè la competenza tecnica non deve essere mai data per scontata, sia da chi parla, ma neanche appunto da parte di chi ascolta, che poi in qualche momento può capovolgere il punto di vista. Quindi questo, secondo me, dare molta importanza ai momenti altri che non siano quelli formali, che diventa un po' quella peer education, ma non è peer, non lo so, è semplicemente uno scambio, il dialogo. Grazie mille Ambra. Se non ci sono domande dal pubblico, io ne ho altre due pronte, però non vorrei rubare tempo. Insomma, se non volete scriverle, se preferite prendere parola, fate tranquillamente. Voleva essere un consiglio, ma non un obbligo, giusto? Prego, Guarda. Isabella, grazie. Devo scrivere o posso narrare? Parla tranquillamente tu, Isabella. Intanto do grazie al nostro relatore, è stato bravo, Meda, mi sono di ora che Meda su tema è scaru Meda ans, è attualissimo e forte. Voglio domandare a Trese su chi chiede a rispondere, o magari a Trese che riesce a rispondere, poi ognuno può la sua. Visto che mi spazio di comprendere conta sa mirada, no? Questa lacana, questo margine, tapia da essere. Se andavo a sapere conta questa mirada, magari poi andavo a sapere e sei in su centro, e non sei in su margine, e non sei in soro. E sono un traballo lungo su che deve fare, che vero tocca a furriare fondassuso sa maniera di abbaidare, e poi vai custo tocca da si ponne commente soggetto che si storia si schinti ponnere e si schinti a riconoscere prima di tutto su. Chiesta un'operazione lunga, è un'operazione lunga, ma mi pare che non si ne può fare del manco.
Così domando, posso chi per tocca su territorio di azione osateroso, no? Posso chi vai osateroso, sì, secondo osateroso, di questo punto di vista, si seus meggiorando palgu o si può che chi invece questa situazione sia ancora in Sardegna, ancora malameda, e stanno arricchi sa spessone spoisi, no? Sos attores, questo chi, sos artistas, scambiano con questi artisti, sono soggetto di questa fotografia, sono operatori e tutto sul traballo umano, che vi spiegavo bene Mario Piredda. Ecco, da questo punto di vista, se andando innanzi si può dire un vago di greschi da coscienza, o se usa ancora ancora nausea cue. Grazie. Liberamente chi Sì, vuole esatto, chi rispondere vuole per primo. iniziare? Per primo. Ma tanto, grazie a questa domanda che è sempre una cosa che banzica da intre ottimismo, pessimismo, realtà e disizzoso. Non è facile, l'ho fatto ponzene già in mano innanzi, non è facile rispondere a una domanda che questa perché il suo processo sociale è un qualcosa che si intrevera da volta con volta, questa cosa che può tornare con sicurezza è che l'elemento volontario e volontaristico non basta. Perché può tornare, fatto esempio mio, io ho fatto giornalismo in sardo, ma potete essere che sia esempio, che non ponziamo sempre conca a questo meme di internet, della rete sociale, come su Wish e quando ti arriva a casa. Noi se nos immaginiamo una cosa e poi invece magari bonzene bei tutto già ficco di questo mondo vediamo che queste cose non si muovono come di mischerrere pronarrere si deo come micchetto a sa chichione dessa scena musicale che vi vedenne Sara è sempre qualche cosa che è combinata entre sar moda del suo momento elementos extra musicales che possono influire o manco. Però narrare, io ho ponato che sono adesso miei logo, ma sto in scuola da una decina di anni, dunque siamo un po' perdido, finalmente la prochizione è anagrafica, che magari si invece ne devo pure, no, insomma, tanto via un piscinetto, non ramos, no, però quando sono vestito a pizzo sono schenzane che noi in scuola, cioè, pronare in noi in baronia, padapido, un movimento culturale, linguistico, finalmente già economico, che gente che commente abitu che benissimo ha cominciato a si comprare la schitterra si soppuru e vada più bottega in noi in scuola vendendo il strumento musicale e vamos a più askra e vamos a più che corria e vamos a più ruia carrera dunque già in noi che via vamos a più una cosa che muovendo da esempio ha prodotto o è una cosa che potremmo ripetere con il suo formato musicale de oe, tanto la musica che si produce da innanzi non tenete insomma il procedimento produttivo de oe. La scomposizione se danno non sono sai mattessi de oe, tanto devi suonare proposta e devi andare a un studio di registrazione. O è bastante che tu tenza un buon umanizzo del suo computer e ti potete fare tutto in domo. Prima la musica vedi con LP, con CD e con sa cassetta e se non vai in batteria abbastanza per il Walkman tanto bevi sull'appis per girare la cassetta no? Come è bastante un MP3, bastante Spotify, Bandcamp o altra piattaforma che accusa dunque sei capace che con una sovrapproduzione musicale è finalmente possibile a non vivere in cui su traste di riproduzione di uno scanto meccanismo che abbiamo conosciuto e che dunque magari questa azione musicale, culturale, linguistica di protesta civile e sociale la possiamo fare con altri medios artistici, dunque non è nato che
un medio artistico si vota da riprodurre con sai mattesi forma sconnotasi in su tempo scolato. Gai è tutto pro Salimba. Sosanno scolato, i sarà fatto esempio della campagna elettorale di Ocanno. La campagna elettorale di De Ganno Saccomo, vedi me da più sardofona de sa de Ocanno. Ite lo potete dare fatto dipende questa cosa da ite podia dipende questa cosa chi De Ganno Saccomo vai ad una finza polemica, vai ad una battaglia pro Salimba sarda. E sarà poi una legge che l'hanno fatta, ma chi sta barrata in cue e chi di apparre esa condizione ideale pro chi cada uno veta so scaule suoso, no? E dunque sanno bene manco questo elemento polemico che potete aggiungere a fraigare una narrazione con Salimba inoltre. Dell'imba non ne siamo fai denne più, ite sensuada a fai dare in saldo de ateros temasa, pro narrare dunque quali sono sas causas che diano podere determinare una azione, una chirca, una allega, sas causas sono meda. Pro la serrare di poter narrare che sicuramente non siamo andando innanti. Confromma che hanno, confromma sosanno colato. Mi dia piacere sempre quando a vedere questa fase commente questa fase interessante, nata in termini marxianos, della vecchia talpa che nel frattempo continua a scavare, a futterne de annoisi e tutto. E dunque, ed è cosa che scomprò con suo pizzino de sul liceo, si deo li fatto sa lezione in sardo, e non bintranno, cioè pronare non so vai nel progetto so de sardo veicolare, se io mi bonzo a fare le lezioni di teorie tecniche della comunicazione in sardo, fai dell'analisi di fotografia in sardo, fai dell'analisi del processo comunicativo in sardo. Lo spizzino al comincio magari scappasse che si viene un bagu, no? Finza sa sciocconato, poi ti signi e abbiamo fatto un laboratorio a Saccua quasi, ma abbiamo produtto cosa in saldo. E s'hanno colato, mangiamo a partecipare a un laboratorio extracurriculare di poesia in intro di questa scuola, in occasione della notte nazionale del liceo classico. Chi s'hanno colato vidi su Kimbe De Maio. Pizzinnoso, facciamo una cosa, le sapponato, facciamo il 5 di maggio di Manzoni in sardo. Ma come facciamo? È difficile qui, bosa giureo. E abbiamo cominciato a tradurre, mantenendesi struttura metrica di Alessandro Manzoni, mantenendesi in treveru de Sarrimasa e finza su mattesi ritmo. Emmo, le sappo dato a giudumanno, dunque ma se va bene de pistino de battolli che de bindiganno, però quando poi si sono posto a leggere Alessandro Manzoni in saldo e l'hanno fatto chi è pronunziente in nugoreso, chi è pronunziente in ulianeso, chi è pronunziente con una terapia di provenienza. E questa cosa è piaghita a suo punto chi ha motivato fare un'altra sessione che avevi Saula, Barria che tutto quanto si è spantato, ma come vi nasce questa cosa qui? Si sono posto, se l'hanno fatto. Dunque, queste cose non sono mezz'orate a promore de sommannos, ma sono ottimista abbastanza non pro sperare, pro aere in conca che grazie a suo pizzino mescamente a so chi non lo va eddana, mescamente grazie a cussoso. Chi questa battaglia la musa vincere, forse se non la musa bide vincere, che in suo mentre la musa già essere di un altro mondo, che siamo facendo del processo lungo, però la musa vincere. Grazie Mauro. Ambra, ho visto che hai alzato la mano. Hai il microfono. Adesso però io devo controbilanciare il suo ottimismo purtroppo. Anzi, no, mi attacco solo sull'ultima cosa. Non sarà un processo che vedremo probabilmente noi, perché io non trovo il problema né nel pubblico né negli artisti o nelle artiste, io trovo il problema nelle istituzioni. Cioè un'istituzione che
devasta una unicità, e qua scusatemi ma andrò dritta facendo nomi e cognomi, è super polemica, un'istituzione che devasta una istituzione, un festival culturale unico e importante, come soprattutto per la trasmissione della lingua sarda e della poesia in lingua sarda, come il Cabudan e Sos Poetas, che invece che assecondare la possibilità che venga potenziato attraverso un bando che era un bando Borghi, vinto anche grazie all'elemento Cabudan e Sos Poetas, appunto, al potenziamento. L'istituzione in questione, ripeto, per fare nomi e cognomi, è quella del Comune di Seneghe, che decide di tagliare proprio quell'intervento, è il segno della incapacità dello sguardo verso il futuro da parte delle istituzioni. Cioè, se è il comune, e sono tantissimi comuni, le unioni dei comuni, che non riescono a investire, a capire l'importanza di investire nella cultura, se è il comune, e se sono le unioni dei comuni in primis, a non favorire la promozione culturale, linguistica, le potenzialità del margine di cui parlavamo prima, investendoci, perché è più bello appunto dare 4 spicci alla Proloco per organizzare una roba che poi finisce in una sagra probabilmente, non perché io abbia qualcosa contro le Proloco, voglio dire, e neanche contro le sagre, ma non si può fare una cosa invece che l'altra, si deve capire l'importanza di fare entrambe le cose. E se non ci sono fondi abbastanza, le unioni dei comuni e i comuni in sé si devono unire per fare in modo che i soldi abbastanza arrivino, perché se non siamo una nazione riconosciuta dallo Stato italiano, perfetto, siamo quantomeno una regione a statuto speciale, dovremmo in qualche modo utilizzare questa unicità e questa potenzialità per pretendere di avere il massimo, per riuscire a investire su noi stessi e, ripeto, non farci fermare dal fatto che non ci piace quel tipo di forma. Al di là del Cabudan, che è una cosa scandalosa, veramente gravissima per quanto mi riguarda, ci sono decine di spazi culturali, decine di organizzazioni che vengono definanziate, non finanziate, soprattutto appunto nel breve periodo, cioè nascono e non crescono perché non si scommette sulla potenzialità. È una roba di una gravità assurda, proprio perché è quella che spegne e che impedisce di credere nel fatto che a un certo punto vedremo la vittoria e vedremo la possibilità che il nostro riconoscimento, la nostra voglia di riconoscerci come non solo individui ma società e comunità sarda abbia una concretizzazione. Dovremmo essere sempre in piazza per questo. Il problema è che non lo siamo mai, neanche per cose, ripeto, al di là di questo, per altre cose persino più urgenti. Basta. Grazie Ambra. Allora, vabbè, lascia prova a Mirai, vediamo se ha note più positive, però in realtà sono purtroppo molto d'accordo, vai. No, volevo dire che è difficile, secondo me, riuscire a vedere una valutazione dell'andamento, se sta migliorando o peggiorando, se stiamo rimanendo sempre nello stesso momento. Non saprei come valutarlo, una cosa del genere. Quello che posso dire è che per me, ad esempio, è una vittoria quando ogni anno un festival, come ad esempio quello di Life After All di Massimiliano Mazzotta, o il Festival di Asuni, Terre di Confine, o il Festival di Asincronie a Sassari o Argentera, ogni volta che
ogni anno continuano a fare un'edizione, secondo me è già una vittoria, perché le difficoltà del mondo associazionistico della cultura sono sempre più grandi. Come ha detto Mauro, il volontariato non è più abbastanza, perché anche Ambra dicendo non basta tutto questo. Quindi per me già la vittoria di queste realtà che continuano a esistere nonostante le difficoltà da anni, portando contenuti, portando visioni, laboratori e tutto il resto, è una vittoria che ci siano ogni anno. Quindi una sconfitta è semplicemente quando non vedo più, quando delle realtà spariscono per una differente maniera. Nonostante magari, ad esempio, come il comune di Sassari, che quando c'è stato il Festival di Asincronia, che prima si faceva l'Argentiera, si è opposto a ripeterlo per questioni politiche, e di conseguenza è un festival che secondo me è fondamentale, unico nel nord Sardegna, poteva scomparire per una decisione del comune che non ci mette niente di impegno, ma stava solamente affossando un'iniziativa. Quindi la cultura è sempre stata un po' quella che prende di meno e ci si sacrifica tanto. Ancora non ho visto grossi miglioramenti, secondo me, da questo punto di vista, come supporto economico adeguato a tutte queste realtà. Quindi questo. Allora, io volevo approfittare, cioè, prima per chiedere se c'è un'ultimissima domanda dal pubblico, che poi lasciamo che tutti e tutte vadano a cenare, presumo, e altrimenti volevo, cioè, se non ci fosse, ne farei io una molto più visuale / tecnica da Alessandra, approfitto del fatto che sia stata l'ultima a parlare, per mostrare anche poi visualmente quali sono le fotografie di cui parlavi, quindi questo metodo della photo voice applicato al margine sardo, oppure tanti margini che questo margine si porta dentro. Quindi, magari appunto chiedo se volevi mostrare, se hai appunto qualche foto da mostrare. Normalmente la condivisione dello schermo è possibile, e ho visto che Andrea La Terza ha alzato la mano. Sì, la condivisione è possibile, ma c'è una domanda di Andrea. Vai, quindi parti una domanda e poi dopo. Saluti a tutti, grazie. No, io stavo ragionando sul discorso appunto del confine anche come frontiera, no? Come limite, e mi è venuto in mente il discorso che si faceva prima, che avete fatto prima, sull'apertura e quindi la potenzialità della centralità che possiamo avere, cioè invece che essere periferia di qualcosa o marginali rispetto a qualcosa, all'essere il centro di qualcosa. E quindi ho pensato all'apertura verso il mondo, verso l'esterno, e quindi mi sono domandato e vi domando quanto l'internazionalità, cioè quanto smettere di avere il torcicollo, come dico sempre io, a guardare verso l'Italia e iniziare a guardarci a 360 gradi intorno, possa essere d'aiuto e possa essere una chiave per scardinare questo meccanismo e per toglierci il famoso torcicollo. Ovviamente è una domanda aperta a tutti, quindi decidete voi. Stavo per chiederti a chi la rivolgevi, ma appunto, chiunque voglia intervenire tra voi. Mauro? Giusto pago secondo, grazie Andrea. Pronare resa questione che viene dei Sara, del comitato che a tutti i costi deve battire sul gruppo nazionale italiano. E sa cosa che li dobbiamo fare comprendere, tu non sei battene in un gruppo nazionale, tu sei battene in un gruppo ultranzu. Chi ti gosta da su Gascè ad un obrei, poi bette su viaggio. Tanno pro lo fare viaggiare e viaggiare, invece di attire un gruppo ultranzu italiano. Lo potete battire finalmente a francese, catalano, marocchino, tunisino, no? Questo è che li devi fare comprendere. Internazionalizzare s'allega per non schiogare dai gonca il nazionale e su chi belle oltre terreno. Questa è un'altra nazione. Noi siamo internazionali e anda bene un italiano canto uno catalano canto uno francese. Sì, però a sommatesi tempo cominciamo a privilegiare se scena nostra e scappasse che questa scena crescada. Se non damos aggiuto nostro, questa scena non crescede.
Ambra, non so se volete dire, Alessandro. Ma io semplicemente ribadisco quello che ho già detto Mauro e che avevo già detto anche io prima, appunto, grazie al confronto, all'aprire lo sguardo, a capovolgere un po' questi equilibri, sicuramente non soltanto cresciamo tutti, ma smettiamo di avere il torcicollo. Allora, chiudiamo alle 21, quindi abbiamo gli ultimi 5 minuti, quindi appunto richiudo con la domanda che facevo un po' prima, cioè appunto se Alessandro voleva condividerci uno dei lavori di cui ha parlato, pensavo quello sugli albini o anche lo stesso che raccontavi su quello di Porto Torres, appunto sui cani e su quell'altra minoranza, però insomma se tu a scegliere mi interessava appunto magari anche come risposta alla domanda di Andrea La Terza, che potessimo un po' vedere appunto questi margini di cui ci raccontavi, anche il metodo di cui ci esponevi. Va bene, con piacere. Quindi, allora faccio presente. Ok. Quindi sono proprio 10 foto, questa è una selezione da 10. Il titolo è Capobranco, come ho già detto prima, questo signore che vive a margine all'interno della zona industriale a prendersi cura di un branco che prima erano 100, che ormai sono una trentina più o meno. Sono tutti cani vecchi, tutti cani che sono stati abbandonati, pur ripulendo le coscienze di molti, di cui lui si sta prendendo cura uno a uno fino alla morte di ogni membro del branco. Ogni cane che ha quasi dai 10 ai 15 anni ha tutte le sue malattie di cui Gavino si prende cura davvero ogni singolo giorno. Tutte le medicine che per esempio lui prende sono pagate dalla sua pensione, non riceve aiuti né statali, ma solo alcuni di volontariato. Quindi non ha elettricità corrente, non c'è acqua corrente, quindi lui ha 70 anni, è davvero un sacrificio enorme che lo fa con una concezione molto chiara, cioè super chiara. Lui sa benissimo e ha deciso che fino alla fine lui si porterà questo suo gruppo anche fino alla morte di ogni singolo membro del branco. Questo per esempio era una piccola selezione per il progetto su Gavino, mentre invece quello che era un progetto più partecipato, per esempio questo ragazzo sudanese mi stava raccontando di quanto fosse importante per lui il credo, perché nel buio del suo viaggio vedeva questa luce e l'ho ricollegato un po' anche al faro che a livello fisico è la nostra luce nel buio che ti fa vedere la zona sicura, così come per lui è stata la Madonna o comunque la religione che l'ha tenuto forte durante tutto il suo viaggio. Gli altri lo stesso, che parlavano sempre sulla religione, che sono molto credenti, però hanno timore molto spesso di andare in chiesa per come vengono visti, cioè vengono un po' estraniati molto spesso. Questo ragazzo invece raccontava semplicemente che non ha trovato un gruppo di amici con cui andare a giocare a calcio come invece aveva quando era in Nigeria, quindi un po' la mancanza che gli si è creata durante questo viaggio. E poi invece questo ragazzo, che se non mi ricordo di dove fosse al momento, lui era innamorato di le rovine che abbiamo a Porto Torres, le rovine romane, che gli ricordavano tantissimo comunque il suo paese. E invece quest'altro ragazzo che raccontava che molte dei paesi, delle città che sono state attaccate sono tutte quante distrutte, e quindi l'ha ricollegato alla zona industriale, rivedendo le rovine come un'eredità che si è ritrovato pure qua. Ovviamente questa è l'immagine dei caduti a mare, infatti dove il monumento, dove le braccia sono state aggiunte, quelle dei ragazzi, per
implementare il concetto dei nuovi caduti a mare, e questa è la poesia che c'è scritta dietro il monumento. Uomini della terra, voi che guardate il mare cimitero senza tombe e senza cipressi, raccoglietevi e meditate. Quindi non era indicato a una tipologia specifica di persone. Il monumento era stato creato dopo i caduti in guerra, però in questo caso, senza mettergli un titolo, mettergli una referenza storica, è totalmente aperto soltanto a quelli che è caduti a mare. Niente, quindi questi erano giusto due progetti che supporto Torres. Grazie mille Alessandro, un lavoro veramente bello, molto bello. Non riesco a trovare le parole giuste sicuramente. Niente, ci avviamo alla conclusione. Io ringrazio ancora una volta Maria Luisa, Ambra, Mauro e Alessandro per il grande lavoro che hanno fatto in preparazione e per stasera, e ringrazio tutte e tutti che stasera si sono collegati e hanno voluto partecipare. Vi ricordo che gli appuntamenti del seminario Epistemologia dell'indipendentismo proseguiranno a maggio e a giugno. A breve vi faremo avere le date. A maggio ci concentreremo sul turismo e a giugno sull'ambiente. Quindi seguite i canali di ANS per rimanere informati su questo e sulle altre iniziative. Grazie ancora a tutte e tutti. Spero di non dimenticare nulla in chiusura. Niente, un saluto. Ringrazio anch'io, appunto felice di concludere anche su queste foto che penso abbiano anche ridato un senso a tutte le varie stratificazioni e potenzialità del riorientare il margine. Quindi grazie ad Alessandro, grazie ad Ambra, grazie a Mauro, grazie a tutto il pubblico e buona serata, buona cena. Alla prossima. Grazie a voi. Sa.